Ditemi voi quando siamo pronti. Bene, un buongiorno a tutti. Siamo qui oggi a presentare un progetto che ho visto nascere e crescere ed ora arrivare a compimento. Un'idea che racchiude in sé il coraggio, la determinazione e il profondo amore che il nostro territorio profonde in tante iniziative. È il docufilm Venezia, Isole Lofoten in bici sulle orme di Querini e di via Querinissima. Racconta infatti un viaggio epico che coniuga sport, storia, cultura, unendo idealmente il cuore di Venezia alle isole norvegesi delle Lofoten. Questo progetto è nato dalla volontà di riscoprire un'antica avventura, quella di Pietro Querini, un uomo che conobbe il dramma del naufragio, la meraviglia dell'accoglienza, la difficoltà della sopravvivenza e il miracolo dell'incontro tra culture. Querini, partito da Venezia per portare i prodotti della Serenissima oltre i confini europei, trovò invece un destino diverso, spinto dalla tempesta verso terre sconosciute, e si ritrovò nelle fredde coste delle Lofoten, accolto dai pescatori locali che lo salvarono e lo fecero entrare nel loro mondo. Le cronache del tempo ci raccontano di come Querini, sopravvissuto insieme a pochi membri del suo equipaggio, trovò nei pescatori norvegesi non solo un aiuto materiale, ma un'accoglienza sincera e calorosa, in un luogo remoto e ostile. Querini descrisse quei giorni nei suoi diari come un'esperienza di grande umanità e fratellanza. Il suo ritorno a Venezia segnò l'inizio di un profondo legame culturale e gastronomico tra il Veneto e le Lofoten, sancito dalla scoperta dello stoccafisso che divenne presto uno dei piatti simbolo della nostra cucina, soprattutto con il baccalà, e per me baccalà alla vicentina. Dopo aver celebrato la fatica fisica e lo spirito sportivo degli atleti, oggi vogliamo sottolineare il valore culturale e simbolico di quel viaggio. Dalla laguna di Venezia ai fiordi norvegesi, nel docufilm di ogni pedalata che diventa appunto un omaggio alla memoria, dove vediamo attraversare città storiche e piccoli borghi, sentiamo respirare l'aria delle montagne e dei porti e soprattutto riviviamo il ricordo del Querini e del suo straordinario viaggio. Non si tratta solo di una cronaca di fatica e trionfo, ma una vera occasione per riflettere la nostra storia, perché come diceva lo storico Fernand Brunel, la storia è il lungo tempo delle strutture della memoria, e questa iniziativa è un esempio tangibile di come il passato possa ancora parlare al presente. Ed è stato un presente molto attuale quando appunto Adriano e Paolo sono arrivati a Bodo, capitale europea della cultura, durante le giornate dedicate al Veneto. È stata, come dicevo prima, una ciliegina sulla torta a delle giornate che hanno avuto una valenza anche di visibilità europea. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, che sono presenti qui oggi, e anche chi non è presente. Ricordo il collega Gabriele Micheletto che per primo mi disse: guarda che ci sono due matti che vogliono fare questo, e poi da lì appunto tutto è partito. Però appunto senza il vostro impegno, senza passione e tenacia, questo progetto non sarebbe stato possibile. D'altra parte, sulla bici come nella vita, la forza non sta nella velocità, ma nella volontà di non mollare mai. E Adriano e Paolo sono assolutamente su questo dei maestri. Tra poco le immagini ed i suoni dei video ci racconteranno questa incredibile avventura. Siamo certi che ci emozioneranno e ci ricorderanno che i veri viaggi non si misurano solo in chilometri percorsi, ma nella capacità di aprire i nostri occhi e aprire anche la nostra mente. Buona visione. Quello che stiamo per raccontarvi è un fantastico viaggio, ma anche una straordinaria impresa sportiva. Unisce il mar Mediterraneo al mar glaciale artico, la remota isola di Rost con l'isola di Creta.
attraversa le orme di antichi viaggiatori, viandanti, pellegrini, per ritrovare il senso del passato, di una storia, di rapporti di amicizia e di collegamenti tra popoli. Un viaggio costruito sulla memoria di altri viaggi che ha portato due coraggiosi ciclisti, Adriano e Paolo, a ripercorrere la via Querinissima. In 15 tappe, partendo da Venezia, sono arrivati sino a Rost e poi oltre, fino a Capo Nord, 3.300 km e altri 1.100 km. Via Querinissima unisce il nome del mercante Pietro Querini a quello della Repubblica Serenissima. Pietro Querini era partito da Creta il 25 aprile 1431, giorno di San Marco, con la sua cocca Querina carica di 800 botti di pregiata malvasia e altre lussuose merci da trasportare nelle Fiandre. Ma non vi sarebbe mai arrivato. All'imbocco del canale della Manica una tremenda tempesta aveva colpito la nave. Dopo settimane in balia dell'oceano fa trasferire i marinai su 2 scialuppe, ma solo la sua, dopo aver intercettato la corrente calda del Golfo del Messico, è trasportata oltre il circolo polare artico fino allo scoglio di Sandoia, a qualche miglio dall'isola di Røst. Era il 6 gennaio 1432. Oggi Via Querinissima è un'associazione internazionale immaginata dalla Venerabile Confraternita del Baccalà Vicentina assieme alla Proloco di Sandrigo, la Regione del Nordland, l'Ente del Turismo di Creta, sotto la regia della Regione Veneto e del suo Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti. L'Europa da nord a sud si può percorrere anche in via muscolare. Questo è l'esempio che persone preparate, ci mancherebbe, ripercorrendo il viario di Pietro Querini, ripercorrendo una rotta che è già tracciata dal 1400 e che unisce il nord e il sud Europa, che mette in collegamento realtà, città, nazioni, prodotti che si spostano, può anche diventare un veicolo culturale che servirà a promuovere ulteriormente il nostro territorio, la nostra enogastronomia, il nostro modo di fare civiltà veneta. L'associazione ha un obiettivo prioritario: far diventare Via Querinissima un nuovo itinerario culturale europeo. Antonio Camello è stato il primo a decidere di ripercorrere il fortunoso viaggio di andata via mare di Pietro Querini nel 2007, in occasione del ventennale della Venerabile Confraternita del Baccalà Vicentina. Siamo riusciti a partire il 5 maggio del 2007 da Piazza San Marco, è stata una cosa bellissima. Ci abbiamo impiegato 2 mesi non facile, il mare è stato impegnativo, sono passati solo 17 anni, ma per la tecnologia sembra siano passati 50 o 100, cioè mi ricordo che avevamo un cellulare che faceva le chiamate e si mandava un SMS, non esisteva WhatsApp, non esistevano le email sul cellulare, non si potevano vedere le previsioni, e anche qui devo ringraziare Trieste Radio che ci seguiva tutti i giorni e ci mandava il bollettino. D'accordo con la Regione Veneto che ci aveva dato questo importante per noi contributo, dovevamo fermarci con delle tappe, ci siamo fermati a Dubrovnik, ci siamo fermati a Lipari, ci siamo fermati a Palma di Maiorca, ma poi abbiamo cercato anche di fare le tappe storiche dove si era fermato Pietro Querini, a Muros e a Lisbona. Abbiamo contattato i sindaci, le amministrazioni del posto e spiegavamo il nostro viaggio e poi parlavamo un po' della Regione Veneto, avevamo dei libri della Regione che ci hanno dato e quindi avevamo anche da consegnare dei vini ad esempio per gli sponsor. Abbiamo cercato nel nostro piccolo ma anche di, oltre a far capire e a spiegare l'essenza del nostro viaggio, era anche quello un po' di
fare promozione di chi ci aveva dato una mano a fare questo viaggio. Il 7 luglio 2007 siamo arrivati nell'isola di Røst, esattamente a Sandoia, dove proprio il Pietro Querini è naufragato, dove loro sono stati salvati da questi abitanti dell'isola di Røst. È stata una festa incredibile, emozionante, perché ci sono venuti incontro dalle barche da 4 metri ai pescherecci, saranno state 30-40 barche, non lo so, suonavano, è stato bellissimo. È stato emozionante perché, ripeto, il viaggio non è stato facile, 2 mesi, e poi dopo qualche giorno di festeggiamento siamo rientrati. 5 anni dopo mi sono riletto il diario di Pietro Querini più di qualche volta e ho iniziato a affascinarmi anche sul viaggio di rientro. All'epoca si seguivano queste rotte sicure, una di queste era la via di Sant'Olaf. Mi immagino comunque 600 anni fa, per Pietro Querini, io penso che era come sia andare che poi ritornare, come essere andato sulla Luna. Abbiamo fatto questo viaggio anche noi il più fedelmente possibile con questa 500 gialla, ci abbiamo impiegato 20 giorni e da lì poi, grazie all'idea, alla bravura, alla curiosità anche della confraternita, si è pensato di creare questa via Querinissima, che non è altro che il viaggio di rientro che ha fatto il Pietro Querini, più lineare, più dritto possibile. Non si va più in Svezia, ma si va giù a Oslo, però chi volesse ripercorrere fedelmente, noi abbiamo tutte queste tappe e quindi c'è questa via Querinissima che sta nascendo e speriamo che entro breve di avere questo riconoscimento, questo certificato del Consiglio d'Europa. Adriano e Paolo hanno invece deciso di percorrere la via Querinissima via terra, partendo da Venezia per giungere a Bodo e celebrare la più settentrionale delle capitali europee della cultura proprio nei giorni dedicati alla via Querinissima. Dalla sede del Consiglio regionale del Veneto il lancio dell'avventura di Adriano e Paolo. A salutarli il presidente dell'autorità portuale Fulvio Lino Di Blasio. L'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, porti di Venezia e Chioggia, è un ente pubblico non economico, dipende dal Ministero delle Infrastrutture e ha il compito di sviluppare le infrastrutture portuali e di promuovere i traffici e i commerci di merci e persone in tutto il mondo. Da questo punto di vista raccogliamo una grande tradizione di una città che storicamente ha vissuto di commerci, storicamente ha vissuto di rapporti con tutto il mondo attraverso il mare. Il progetto Venezia Isole Lofoten sulle orme di Pietro Querini è un progetto nel quale abbiamo creduto fin dall'inizio, perché ha dentro di sé gli elementi essenziali di quello che è essere porto. Il progetto ha dentro di sé il tema del racconto, il tema della partenza, il tema dello smarrimento, il tema della letizia, il tema del ritorno a casa e poi soprattutto il tema dell'attivazione di relazioni e di commerci. Questo è un po' quello che caratterizza la nostra attività e credo che il progetto, che ha tutte le caratteristiche per diventare un itinerario europeo permanente, è in grado di raccontare quello che Venezia è stata e continua ad essere attraverso il suo porto e attraverso una città che parla. Ma l'idea è iniziata, mi è balenata nella primavera del 2023. Avevo sentito l'intervista del Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, che aveva presentato a Bruxelles la proposta di itinerario culturale permanente europeo via Querinissima. E ho cominciato a domandarmi cosa significasse, cosa volesse dire, e da là ho cercato di coniugare questo aspetto culturale, di itinerario culturale, all'obiettivo mio e di Paolo di portare a termine un ride cicloturistico che partisse da Venezia per raggiungere Capo Nord. Detto questo, ho cominciato ad attivarmi con alcune persone che si sono rivelate fondamentali nel portare avanti questo progetto
Parlo del presidente della mia società Lorenzo Boscaro, ma soprattutto di Lorenzo Michelan, presidente della Proloco di Scorzè, che ci ha fatto conoscere Tiziana Agostini. Siamo nell'autorità portuale di Venezia, da cui partiremo tra alcuni giorni col progetto ciclistico Venezia Isole Lofoten sulle orme di Querini e di via Querinissima. L'occasione con Lorenzo Michelan, presidente della Proloco di Scorzè, amico del progetto, è quello di presentare alcune eccellenze che andremo a promozionare lungo il nostro tragitto, fra cui la focaccia trevigiana di Fraccaro, il radicchio rosso tardivo di Treviso IGP, i biscotti veneziani della Palmisano e non poteva mancare il prosecco superiore di Conegliano Valdobbiadene col Vetorazze. E quindi ci siamo fatti partecipi di questo progetto cercando di essere proprio da strumento per queste finalità di promozione di via Querinissima, ma anche e soprattutto di alcuni prodotti dell'eccellenza della gastronomia veneta. Un bel brindisi con il nostro sponsor Birra Dolomiti, sia la birra rossa che quella bionda. Qua siamo partiti, finalmente partiti. Siamo sul ponte della Libertà, oramai a metà, guarda che bello. La partenza è stata una liberazione. Percorso il Ponte della Libertà che collega Venezia alla sua terraferma, l'itinerario di Adriano e Paolo si snoda attraverso la bassa pianura, costellata dalle antiche residenze nobiliari di campagna, note come Ville Venete. Palladio le immaginò come dimora di villeggiature in campagna e centro di controllo della proprietà fondiaria. Ma col passare del tempo le ville si fecero sempre più sontuose, veri e propri simboli di ricchezza e potenza, come ancora oggi testimonia la straordinaria Villa Contarini di Piazzola sul Brenta. Superato il Brenta, Adriano e Paolo giungono velocemente nella capitale del baccalà vicentina, Sandrigo, famosa per la grande festa organizzata attorno a questo piatto a fine settembre dalla sua Proloco. I piatti sono realizzati con lo stoccafisso della miglior qualità, che arriva direttamente dall'isola di Røst, da più di 20 anni gemellata con il comune di Sandrigo. A vigilare sulla qualità del baccalà alla vicentina la venerabile confraternita, che negli anni ha rilanciato il piatto e creato un circuito di 35 ristoranti dove degustarlo. Doveva esserci una eccezionalità in questo progetto perché potesse restare per noi e anche per la nostra comunità, coinvolgendo talmente tanti enti che alla fine siamo riusciti anche a finanziare questo nostro progetto. L'effetto sportivo sicuramente è rimasto perché 4.400 km su e giù per le nostre montagne, le Alpi, poi le colline norvegesi, un saliscendi continuo e naturalmente anche le temperature, la pioggia fatto da sé, quindi un'esperienza molto positiva. Naturalmente abbiamo coronato con questo anche la nostra passione ciclistica, quindi anche per noi era questa nostra esperienza sportiva e di fatica. Però la parte culturale, turistica ed enogastronomica è stata quella che alla fine ci ha dato quel grosso valore in più di cui ne siamo fieri, grazie anche a tutti coloro che poi ci hanno dato veramente una grossa mano. E quindi, come dire, ok, andiamo a Capo Nord, sì, l'abbiamo superata, abbiamo fatto ben di più. Lasciata Sandrigo, direzione nord, Trento. Comincia così la lunga pedalata nella Val dell'Adige, con la sua geografia di monti e vigneti.
e poi oltre, verso il Brennero, per attraversare il confine di Stato. Per completare con la viva voce dei protagonisti questo racconto per immagini, chiamo qui in presidenza Adriano Pellizzon e Paolo Vidotto, i protagonisti dell'impresa, e Antonio Chemello, che ha aperto per primo la via. Ecco. Allora, stiamo per affidare alla storia questo straordinario viaggio in bicicletta sulle orme di Pietro Querini, il viaggio di ritorno. Il viaggio di andata era quello che compì nel 2007 Antonio Chemello in barca a vela. La possibilità di realizzare questa impresa, come si racconta anche nel video, è figlia di una passione condivisa e anche della volontà di molti soggetti di realizzare l'opportunità di incontrare popoli, paesi. Oggi siamo abituati ad esibire passaporti, siamo abituati a immaginare gli stati come delle barriere da superare, ma nel passato, secondo la tradizione medievale, ma secondo anche il racconto dei pellegrini e secondo il racconto di Pietro Querini, era possibile invece attraversare tutta l'Europa ed essere aiutati nei momenti di difficoltà. La via Querinissima, costruita attraverso la creazione di un'associazione internazionale guidata dalla Presidenza del Consiglio regionale del Veneto, nella figura del presidente Roberto Ciambetti, vuole essere esattamente questo: uno strumento di amicizia, di incontro, di collaborazione, di competenza, di conoscenza. Però nella società della comunicazione, se non si racconta, se non si scrive, se non si documenta, tutto rimane lettera morta. E quindi, oltre a esprimere il nostro plauso ad Adriano e a Paolo per l'impresa compiuta, è importante anche che Kublai Film stia completando il racconto di questa loro impresa. Ma che cosa vi ha spinto effettivamente sulla via Querinissima, Adriano e Paolo? Perché accogliere una proposta che era nata un po' per caso dalla venerabile confraternita del Baccalà, a cui si sono aggiunte molte istituzioni europee, e poi è arrivata a Bodo, capitale europea della cultura 2024, i giorni di via Querinissima che voi avete celebrato arrivando su a Bodo? Cioè, come mai la prima scintilla di questa vostra impresa? Da dove è scaturita? Ma la scintilla è stata detta anche nel film. Praticamente avevo sentito questa proposta di itinerario culturale permanente europeo presentato a Bruxelles dal presidente Ciambetti, e abbiamo coniugato questo progetto con il progetto sportivo di due cicloturisti preparati, che siamo io e Paolo, di arrivare prima alle isole Lofoten e poi a Capo Nord. Quindi è stato proprio un'unione di intenti, nel senso di esserci messi a disposizione di questo grande progetto. Noi abbiamo messo la forza di volontà, le gambe, la passione sportiva, e allo stesso tempo abbiamo cercato di dare sviluppo promozionale a questo itinerario culturale permanente europeo. E oggi, concedetemelo, per noi è grande motivo di orgoglio e di soddisfazione essere qui in occasione della presentazione di questo documentario. Abbiamo visto solo poche immagini, il documentario sarà
proiettato in prima verso fine mese, sarà della durata di circa mezz'ora, però non era facile né scontato realizzarlo e ci abbiamo messo tanta passione e tanta forza di volontà e anche delle risorse che non sono facili da trovare in questi anni. E quindi la soddisfazione per noi è stata grande. Sì, la soddisfazione è stata sicuramente grande, anche perché siamo riusciti a coronare quello che era il nostro personale sogno sportivo, però non è questo che ha dato il là a tutto questo progetto, perché la prestazione sportiva è già stata fatta da tanti, quindi andare a Caponord in bicicletta non è ormai più una priorità, è secondario. Noi dovevamo arrivare ad un obiettivo particolare, uno scopo particolare che potesse rendere questo progetto visibile, attuabile e naturalmente anche notorio. Era quello di poterlo fare attraverso un viaggio che non è solo sportivo ma anche culturale, percorrendo via Quirinissima, turistico, praticamente l'Europa da sud fino a nord, collegando Venezia, la città più bella che ci sia non solo in Europa ma nel mondo, a Buda, capitale europea, proprio nel 2024, guarda caso, capitale europea della cultura, e naturalmente Caponord, ma anche il filone enogastronomico. Ci siamo riusciti e il progetto per noi e per la comunità veneta vale proprio per questi scopi che abbiamo, vari scopi che abbiamo raggiunto. Ricordiamo che la Repubblica Veneta, così si chiamava, in qualche maniera oggi si chiama Regione Veneto. Una repubblica che ha sempre sfidato gli eventi, ha sfidato la sorte per vivere in pace e in armonia e anche per vivere nel benessere e nella ricchezza. La Repubblica Veneta era una ambasciatrice di pace, come dice il motto stesso dell'Evangelista Marco. Questa tradizione di pace e di incontro credo sia stata anche riattualizzata grazie al vostro viaggio. Come siete stati accolti nelle varie comunità portando la bandiera della Regione Veneto? Ma intanto grande ammirazione, ma poi scusate. Sì, grande ammirazione, nel senso che poi gli incontri istituzionali che erano stati programmati a suo tempo, onorati alla perfezione, hanno fatto sì che laddove siamo stati accolti, quindi Würzburg, oppure anche a Rostock stessa, o naturalmente a Trondheim, secolare capitale, prima capitale della Norvegia, sono stati veramente degli incontri molto piacevoli e cordiali con i primi cittadini, con le istituzioni, che ci hanno permesso di manifestare praticamente alla grande tutto quello che era il nostro progetto che avevamo appena iniziato. Ecco, ricordiamo che la comunità di Rost, dove è naufragato Pietro Querini, dove è stato aiutato, supportato, è collegata da oltre 20 anni con una comunità veneta che è quella di Sandrigo. Sandrigo che è diventato oggi la patria del baccalà alla vicentina, ma che è diventata anche un luogo custode della memoria e dell'amicizia tra i popoli. Quindi parlare di baccalà alla vicentina, come vedete noi stiamo indossando assieme all'amico e vicepresidente Antonio l'insegna della Venerabile Confraternita, è cercare di costruire la pace attraverso il mangiar bene, per vivere bene, per incontrarsi nell'amicizia. Certamente il progetto di Via Quirinissima è stato una fantasia resa possibile dalla crociera in barca a vela di Antonio Chemello. Adesso però è una realtà istituzionale e speriamo anche che diventi un itinerario permanente. Ma un'altra domanda simile a quella rivolta a Paolo e Adriano: che cosa ti ha spinto, Antonio Chemello, che allora eri un appassionato di vela e di tante altre cose, a ripercorrere sotto le insegne della Regione Veneto, della Venerabile Confraternita, la rotta via mare che fu sfortunata per Pietro Querini, anche se per lui significò la sopravvivenza e conoscere altre realtà? Intanto buongiorno a tutti. Prima parlavi di stimoli.
gli stimoli di grandi presidenti, sia il viaggio di andata stimolato dall'allora presidente Michele Benetazzo, fondatore della Proloquio e della Confraternita, che ci ha chiesto questo viaggio per ricordare e per commemorare o iniziare i 20 anni della Confraternita. Mentre per il viaggio di ritorno, in cui presente Luciano Righi, ci ha chiesto un altro sforzo per celebrare i 25 anni e quindi probabilmente abbiamo bisogno di stimoli. Ecco, quindi ringrazio te anche per la presenza e per quello che stai facendo adesso per la Confraternita, ma anche per questo viaggio. Come devo fare i complimenti ai due ciclisti, Adriano e Paolo, perché come dicevo prima so cosa vuol dire organizzare un viaggio di tale portata. Non tutti sanno, ma dietro c'è un lavoro e soprattutto capisco anche, magari per qualcuno può essere poco elegante ringraziare gli sponsor, ma se non ci fossero gli sponsor, come devo ringraziare l'allora era consigliere regionale, il presidente Roberto Ciambetti, perché della sua fiducia nel nostro progetto è partito il tutto, perché sembra facile ma non è proprio così semplice intraprendere questi viaggi e queste avventure, quindi qui bisogna solo fare i complimenti e ringraziare tutti quanti. Ecco, rimarchiamo come davvero gli antipodi dal Mediterraneo oltre il circolo polare artico si uniscano attraverso la via Querinissima e come sia formidabile scoprire che l'amicizia non conosce frontiere, non conosce confini, che sono prodotto dell'umanità non migliore, ma insomma l'umanità che vuole chiudersi. Dentro al progetto di Via Querinissima c'è un pesce che ha consentito a milioni di persone nel passato di sopravvivere e che oggi è diventato una delizia agroalimentare molto pregiata, perché le condizioni climatiche stanno cambiando e quindi i merluzzi, che diventano poi stoccafissi, che nel Veneto si chiamano baccalà, sono sempre più rari e sempre più difficile essiccare al punto giusto la materia prima. E ricordo che Pietro Querini fu il primo che descrisse gli stoccafissi appesi, fu il primo che li vide e fu il primo anche che descrisse l'estremo nord. Ma una battuta, Adriano e Paolo, sul paesaggio che aspetta coloro che intendono percorrere la Via Querinissima, che come abbiamo capito si può percorrere con questo grande sforzo ma anche con questo grande piacere pure in bicicletta. Ma un paesaggio che diventa infinito e bellissimo quando si lascia il continente europeo, nel senso della Germania, la piana della Germania, dopo aver valicato le Alpi, quindi la Baviera, e ti immergi in questa atmosfera prima della Svezia e poi della Norvegia, con questi paesaggi infiniti dove soprattutto l'acqua non capisci da dove tragga origine, se sia acqua di mare, se sia acqua del fiordo, dell'oceano, se sia acqua di fiume, se sia acqua di lago. Acqua, boschi, poca popolazione, perché in Norvegia, ricordiamo, vive la stessa popolazione del Veneto in una superficie che è oltre quella italiana, e quindi distese di boschi, distese di natura e strade con il massimo rispetto per i ciclisti, perché ormai è diventata la rotta da sud a nord, in particolare a Capo Nord, ma ormai sempre di più verso le isole Lofoten, che è un giardino di una bellezza da vedere. Noi qua dobbiamo anche ringraziare la splendida accoglienza che ci ha riservato il sindaco di Rost, Elisabeth Mikkelsen, che è stata veramente di una graziosità e bellezza di accoglienza che ricorderemo per sempre. Quindi un paesaggio da vedere, insomma, il circolo polare artico, il sole di mezzanotte, la luce, il sole che non tramonta mai, le giornate di luce 24 ore su 24 che ti consentirebbero di andare in bici anche di notte. È un personaggio da vivere, perché indubbiamente è lontano da quelli che sono i canoni tradizionali nostri. Sì, un paesaggio sicuramente da vivere, e viverlo chilometro dopo chilometro, metro dopo metro in bicicletta non è come farlo su un mezzo motorizzato in cui
il tutto corre veloce, ma nella mente si riescono a imprimere quelle particolarità, quelle tante particolarità e caratteristiche di questo paesaggio. Correre 30, 40, 50 km incrociando solamente 2 o 3 auto e magari invece si trovano 2 o 3 branchi di renne o un alce che ti attraversa ad un passo svedese la strada, sono tutte cose molto particolari che solo in bici o a piedi, ma la strada a piedi è veramente lunga, solo in bici si riescono a capire, a memorizzare e ad imprimere definitivamente nella mente, perché a distanza di tempo e solo guardando le foto o i video riusciamo a ricordare tutto il percorso. Bellissimo. Un'ultima battuta sulla fatica e la responsabilità di rappresentare un territorio pedalando. Beh, sai, la fatica, diciamo che giorno dopo giorno ormai le gambe giravano da sole, a parte i primi giorni siamo partiti col caldo, ma dopo il terzo giorno abbiamo trovato una perturbazione che ci ha accompagnato alla fine della Germania e nei primi giorni di Svezia, che ci ha dato effettivamente un po' di fastidio perché piove in maniera anche insistente ed è in genere una pioggia fredda. Però a parte sì, queste giornate un po' di maltempo, poi abbiamo sempre trovato soleggiato. Siamo riusciti ad arrivare a Capo Nord, che era come dire, il nostro punto finale di arrivo dopo aver visitato le isole Lofoten, perché è il luogo dell'immaginario, l'ultimo lembo dell'emisfero sud-nord del continente europeo. Un immaginario ciclistico che poi quando arrivi insomma trovi un parcheggio e trovi un centro commerciale. Noi abbiamo avuto la fortuna tutto sommato di vederlo, perché ho degli amici che sono stati 3-4 volte in bicicletta a Capo Nord e non sono mai riusciti a vedere il piazzale sgombro dalla nebbia, sgombro dalla pioggia. Noi per fortuna siamo riusciti a trovare una mezz'ora di tempo soleggiato che ci ha consentito le riprese e le foto. Beh, per dire, per 20 giorni praticamente noi abbiamo cambiato lavoro, abbiamo solo pedalato. Questo era il nostro obiettivo, questo era il nostro lavoro, 10 ore al giorno, e alla fine arrivavamo sicuramente anche un po' stanchi, però quello che riuscivamo a vedere è il fatto di arrivare a coprire la tappa, anche se in un luogo diverso da quello previsto, programmato, perché anticipata o posticipata, era sempre una cantar vittoria ogni giorno. E naturalmente questo ci ha anche supportato parecchio in quello che è stato questa fatica, che poi sono quelle fatiche che alla fine si dimenticano. Quello che rimane è naturalmente il bello, sempre all'interno della nostra mente. Allora, si può raccontare l'Europa migliore attraverso la pedalata di Adriano e Paolo, così come si può raccontare il territorio migliore attraverso la custodia delle tradizioni. Le vesti che indosso sono quelle di presidente della venerabile confraternita del Baccalà La Vicentina, quindi un pezzo di memoria di un territorio riattualizzata però attraverso il lavoro dei volontari e della Proloco di Sandrigo. Quanto è importante, Antonio Chemello, tu che sei presidente della Proloco di Sandrigo e anche vicepresidente del Proloco regionali, custodire la memoria in senso attivo, perché nel Veneto c'è questa grande riscoperta di cui in qualche maniera Proloco e anche Venerabile Confraternita sono state pioniere. Quindi quanto è importante? Una battuta. È indispensabile secondo me, perché faccio parte di questo mondo, ma perché ci credo. Siamo una miriade di volontari, solo nella provincia di Vicenza contiamo 15.000 tesserati, ma sono 3 volte tanto quelli che solo tesserati nell'Unione del Proloco, quindi se li moltiplichiamo per le altre province è un esercito di volontari, è un esercito che lavora gratuitamente naturalmente per il proprio territorio, non solo per i prodotti tipici ma per le ville, per far conoscere il proprio territorio. E quindi
è un lavoro, no, è anche un lavoro, perché diventa anche un lavoro in alcune volte. Quindi ben vengano le feste, le sagre come le chiamiamo, perché fanno promozione e quindi sono altamente importanti. Dicevamo prima che ogni storia ha bisogno di un racconto, in questo caso un racconto per immagini. L'impresa di Adriano e Paolo ha un regista e un esecutore che è Kublai Film. Prego Lucio Scarpa di venire qui e a raccontarci perché questa collaborazione. Allora, no, una precisazione, sono produttore non regista, anche perché regista dell'operazione, diciamo, anche perché in questo caso non c'è un vero e proprio regista, perché noi siamo entrati quando loro avevano già fatto il viaggio, quindi non li abbiamo seguiti noi, c'era un videomaker, poi ci hanno raccontato tutto quello che c'era stato e ci è piaciuta l'idea di dare una mano a farlo diventare non un video ricordo, diciamo, della vacanza impegnativa come vacanza, ma farlo diventare proprio un documentario che raccontasse non solo il loro viaggio, ma anche le motivazioni più profonde, sia come ciclisti che soprattutto come esploratori culturali, ci può stare. E noi è quello che facciamo sempre, perché siamo una casa di produzione qui di Venezia e siamo nati ancora 20 anni fa perché ci piace raccontare storie e perché pensiamo che oggi sia importantissimo fissare la memoria in video, perché è un metodo che viene sempre più utilizzato, visto che si sta perdendo il tempo e la voglia di leggere i libri e sfogliare le pagine, purtroppo. Invece il video è facilmente fruibile da tutte e può raggiungere persone in tutto il mondo oggi, quindi raccontare una storia così in un video di mezz'ora, che non è una durata troppo impegnativa e può essere avvincente seguire il percorso, perché purtroppo voi avete visto la parte introduttiva, ma il bello comincia dopo, quando si seguono i due protagonisti che pedalano, e quindi aiutare a diffondere questa cosa ci è sembrata una cosa bella e anche doverosa. Allora, a questo punto ricordiamo i numerosi partner istituzionali che hanno reso possibile l'avventura, che portano avanti il progetto di Via Querinissima. E in primis, e quindi come ultimo, ricordiamo il Consiglio regionale del Veneto, il Presidente Ciambetti, tutto lo staff della Presidenza, che hanno supportato e che fungono da volano in quanto ufficio promotore di Via Querinissima. Quindi un grande grazie a Adriano e Paolo e un grande complimento per l'impresa, sapendo che Rost in fondo non è altro che un appendice del nostro amato Veneto. Buongiorno.